Siamo qui con Patrizia Caccamo al termine di San Marino Academy per Marco Vittorio Veneto. È arrivata la prima sconfitta stagionale, una partita dove le Tose, la vostra squadra, la tua squadra nel primo tempo sembrava riuscire a reggere il confronto, hai trovato anche un bellissimo gol in risposta al vantaggio iniziale del San Marino. Poi cosa è successo? Oggi eravamo completamente in bambola, non siamo riusciti, forse abbiamo reagito dopo il gol che abbiamo fatto, dopo il pareggio, poi siamo andati completamente in bambola, insomma. Beh, diciamo che nel primo tempo comunque la squadra aveva espresso un buon gioco, poi nel secondo tempo diverse variazioni tattiche, però quello che forse ha colpito un po' in negativo oggi è che non sono arrivati neppure tiri verso la porta nella ripresa. No, infatti eravamo secondo me troppo lunghe, poi la sconfitta secondo me è stata meritata, perché abbiamo giocato veramente male. Secondo te da cosa ripartire? Perché comunque oggi è arrivata, diciamo, l'interruzione di un periodo positivo, periodo molto positivo con i 5 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia, quindi questa sconfitta può essere comunque uno stimolo ulteriore per ripartire e per ridare nuovo slancio a questa stagione. Vabbè, noi dobbiamo pensare già subito testa alla prossima partita, compatte, perché la squadra forte archivia subito e quella testa già domenica prossima. Siamo qui con Laura Tommasella. Allora, oggi è una giornata sicuramente negativa, non solo dal punto di vista del punteggio, perché anche la prestazione purtroppo è mancata a questo Vittorio Veneto che si presentava a San Marino da capolista. Sì, oggi diciamo che è stata la tipica giornata storta, infatti già dai primi minuti in cui abbiamo preso subito il gol si vedeva che non sarebbe stato proprio la nostra partita. Tutto è andato male, arrivavamo tardi sui palloni, sbagliavamo passaggi, eravamo sempre in ritardo sulle seconde palle e sugli appoggi, e quindi forse loro molto più abituate a giocare in questo campo molto veloce con erba sintetica probabilmente hanno approfittato di questa situazione. Noi comunque non abbiamo fatto le solite prestazioni che abbiamo fatto finora, e insomma dal risultato si è visto. Ecco, oggi sono viste anche tante variazioni tattiche, difesa 4, difesa 3, per un piccolo momento del secondo tempo anche difesa 5. Come mai secondo te nel secondo tempo la squadra non è mai riuscita effettivamente a pungere verso la porta avversaria? Ma fra primo e secondo tempo abbiamo provato a cambiare modulo e ci siamo messe a 5 dietro in modo da cercare di non prendere le ripartenze che abbiamo preso nel primo tempo. Però comunque le situazioni che si sono verificate nel primo tempo si sono verificate anche nel secondo, quindi quello che ho detto prima, il ritardo sempre sulla palla e anche un po' sconcentrate e anche un po' nervose, non siamo riuscite comunque a mettere palla a terra come al solito e arrivare con palla a terra fino in porta. Ecco, da questa prima sconfitta stagionale che interrompe comunque un inizio di stagione molto positivo in entrambe le competizioni, da dove si può ripartire e da dove si deve migliorare? Ma sicuramente sulla mentalità, partiremo già martedì penso dal primo allenamento, a lavorare insomma sull'intensità, sulle motivazioni e sulla voglia comunque di rimanere lì davanti, visto che comunque nelle prime giornate abbiamo sempre fatto bene. Diciamo che è stato un passo falso, ma che comunque ci può stare. Siamo qui con mister Diego Bortoluzzi. Allora mister, diciamo che uno stop ci può stare in una stagione così lunga, così complicata, nel percorso di crescita di una squadra, sicuramente non probabilmente in questo modo, non te lo aspettavi neppure in questo modo. No, perché non c'era stato nessun segnale nelle settimane precedenti, nelle partite precedenti, neanche negli allenamenti che avevamo fatto. Certo abbiamo trovato qualche difficoltà ad allenarci questa settimana per le condizioni del meteo, ma insomma non c'era niente che potesse prevedere una prestazione così, perché oggi siamo scesi in campo per fare le comparse in questo spero che faccia arrabbiare anche le ragazze, non solo me. Ecco, infatti volevo proprio chiederti, la tua emozione predominante in questo momento è rabbia, delusione? Cosa provi e cosa pensi che può permettere insomma alle Tose poi di ripartire da questa giornata negativa? Ma oggi quello che predominava era una sensazione di impotenza, nel senso che c'erano talmente tante cose che non funzionavano che io francamente non sapevo, non ho saputo da dove poter intervenire, perché non abbiamo vinto un contrasto, non abbiamo fatto 3 passaggi di seguito, non abbiamo vinto una seconda palla, non siamo state mai determinate, cattive. Abbiamo subito anche, abbiamo perso tutti i duelli uno contro uno, quindi penso che oggi francamente
non ci sia niente da salvare. Di contro devo dire che siccome fino adesso la squadra è stata un'altra, confido che insomma, sia stato un incidente di percorso e che dalla prossima la squadra si riproponga sicuramente in un'altra maniera. Ecco, anche dal punto di vista tattico le hai provate un po' tutte, sei partito a 4, poi hai provato la difesa a 3, a tratti anche a 5, però mancava proprio qualcosa, che perché nel secondo tempo non sono proprio arrivate occasioni. Nel primo tempo comunque la perla di Patrizia Caccamo aveva rimesso in equilibrio una partita che era nata subito male, col gol dopo 32 secondi. Sì, diciamo che la formazione è stata un po' condizionata dall'assenza della Adri De Martin, che è stata male in questa settimana, l'ultimo allenamento, non ci siamo sentiti di rischiarla dall'inizio. E quindi diciamo è stata l'unico intervento, diciamo, è stato forzato, è stato quello, oltre a Giulia Reginato che è stata male questa notte, non è venuta con noi, ma comunque non credo che sarebbe cambiato molto, perché oggi appunto ho cercato di cambiare qualcosa nel secondo tempo per vedere se riprendendo un po' di solidità, un po' più di solidità in mezzo, dietro e in mezzo nella fascia centrale del campo potevamo proporre qualcosa di meglio, ma così non è stato, perché abbiamo preso gol dopo 2 minuti all'inizio del secondo tempo, quindi non c'è stato neanche tempo di verificare. Poi la partita siamo stati già dopo il gol del primo tempo, c'erano stati le ragazze che si sono fatte prendere dall'ansia, dal nervosismo, dalla tensione, non lo so, perché veramente oggi non ha funzionato niente. Ecco, da dove ripartire, quindi sicuramente a testa bassa, però ci sono 2 impegni adesso tra campionato e Coppa contro il Ravenna. Sicuramente l'auspicio è quello di rivedere la squadra che bene ha fatto fino alla giornata di quest'oggi. Ma sì, questo ovviamente è quello che ci speriamo, che rispettiamo tutti quanti, insomma, io in prima persona, ma insomma, siccome fino alla settimana scorsa le prestazioni sono state di tutt'altro genere, appunto confidiamo tutti quanti che forse è una sconfitta che ci fa bene, che ci toglie un pochino di grilli dalla testa, forse, dico, speriamo che sia quello e che dalla prossima settimana torniamo ad essere la squadra che è stata fino alla settimana scorsa. La Barbieri, sicuramente protagonista della vittoria di quest'oggi della San Marino Academy, solidità, concretezza, un San Marino che si è presentato davvero in grande spolvero contro una delle capoliste del campionato. Sì, ho molto rispetto del Vittorio Veneto, è una squadra che comunque storicamente è anche stata in Serie A, quindi molto rispetto, e soprattutto in particolare della difesa, perché è una difesa nettamente esperta. E noi abbiamo gestito meglio la palla, secondo me, siamo riusciti un po' di più a giocare da squadra e a concretizzare nel secondo tempo le palle e i gol che ci sono stati. Soprattutto un approccio davvero devastante nel primo tempo, gol dopo 32 secondi, e poi la tua prudenza nel secondo tempo che ha davvero messo le ali al San Marino, perché poi effettivamente non vi siete mai più fermate né avete permesso agli avversari di tirare in porta. Sì, secondo me nel secondo tempo siamo riusciti a mettere in pratica quello che il mister ci ha chiesto tra un tempo e l'altro, ovvero quello di più concretezza nella fase offensiva. L'abbiamo messo in atto, abbiamo fatto bene, però ripeto che questo deve essere solo un punto di partenza. E comunque ci deve rendere orgogliosi aver battuto una squadra come questa. Ecco, un San Marino trasformato almeno dal punto di vista dei risultati, perché avete trovato la prima vittoria esterna domenica scorsa e la prima vittoria casalinga quest'oggi. Cosa è cambiato secondo te e cosa può ancora cambiare in meglio nella stagione di questa squadra? Secondo me noi facciamo un gioco molto difficile, che nel femminile secondo me si vede poco, dobbiamo giocare palla dal basso e non l'abbiamo mai nascosto anche attraverso video e comunque attraverso le interviste. È un gioco che richiede molta personalità e pian piano queste personalità stanno uscendo. Prima si giocava con più paura, adesso si gioca con più sicurezza. Siamo qui con mister Alan Conte del San Marino Academy. Allora, una partita da parte vostra veramente di grande sostanza, non solo dal punto di vista del risultato, ma anche una prestazione che è andata crescendo col passare dei minuti. Sì, sono molto contento, dico la verità. Abbiamo fatto una partita importante, sapevamo di trovare un avversario di livello oggi, ci tenevamo a vincere la prima partita in casa perché ancora non abbiamo vinto la prima partita in casa e oggi l'abbiamo fatto. E credo che i ragazzi oggi hanno tirato fuori veramente una grande prestazione a livello fisico, a livello tecnico, e abbiamo fatto un secondo tempo davvero importante, quindi sono 3 punti meritati, guadagnati e ce li teniamo stretti. Devo dire, da parte ovviamente del pubblico, di quello che si vedeva da bordo campo, un grande approccio da parte vostra a livello di mentalità, perché avete trovato il gol nel primo tempo dopo 32 secondi, nel secondo tempo dopo 1 minuto circa, quindi avete comunque risposto alla grande sia
all'impatto con l'avversario, sia poi nel secondo tempo ai vari cambi dal punto di vista di modulo dati da mister Bortoluzzi. Sì, chiaramente il gol, secondo me il gol decisivo è stato quell'inizio secondo tempo, perché dopo il gol dell'1-1 abbiamo avuto secondo me le ragazze erano un po' impaurite e noi cerchiamo di rischiare, quindi giochiamo un pochino palla a terra da dietro e questo, se non hai un po' di sicurezza nei tuoi mezzi, può venire fuori un po' di paura. Nel secondo tempo, facendo subito il gol del 2-1, siamo riusciti a indirizzare la partita e poi chiaramente siamo riusciti a chiuderla. Ciccioli non ha fatto interventi nel secondo tempo, quindi devo dire che devo fare solo i complimenti ai ragazzi perché oggi hanno vinto una partita contro un grande avversario. Tra l'altro una delle chiavi tattiche credo sia stato il grande impatto degli esterni, perché spesso e volentieri sia nel primo tempo con Menin, poi nel secondo tempo con Rigaglia avete trovato il modo di creare occasioni pericolose partendo appunto da sinistra e da destra. Sì, diciamo che un pochino gli avversari li abbiamo studiati, sapevamo che potevano avere qualche difficoltà sugli esterni rispetto al centrale, abbiamo cercato di indirizzarli lì, ci siamo riusciti bene, è stata una partita di sacrificio a parte gli esterni, perché giocavamo con 4-2-4 inizialmente, ma in realtà alla fine in fase di non possesso diventava quasi un 4-4-1-1, quindi devo dire che le ragazze sanno che per giocare devono sacrificarsi, quindi devono correre, il calcio è per chi corre, quindi lo sanno e l'hanno fatto bene. Ecco, trovata la prima vittoria in casa, dopo la prima vittoria in trasferta, il campionato è ancora lunghissimo ovviamente, ma la domanda di rito è dove può arrivare o perlomeno a cosa punta questa San Marino Academy? Punta a arrivare a prendere i 14 punti che mancano per la salvezza matematica il prima tempo possibile, quindi quello è il nostro obiettivo. Mancano 14 punti, abbiamo il nostro tabellino di marcia, prima mettiamo il grano in cascina, prima possiamo passare un inverno tranquillo, quindi per noi mantenere questa categoria è la cosa più importante e lo faremo con questo spirito, spero di riuscire a ottenere questi 14 punti nel breve tempo possibile.